Il primo provvedimento dell'anno per il Consiglio regionale del Veneto sarà la nuova legge quadro sul lavoro e l'occupazione. Il provvedimento, elaborato a lungo in commissione, ha già impegnato 3 sedute dell'Assemblea legislativa di Palazzo Ferrofini. Il testo di legge, sintesi di 5 diverse proposte della Giunta e delle opposizioni, riorganizza le politiche regionali in materia di servizi per l'impiego, collocamento, sicurezza nei luoghi di lavoro e orientamento professionale, valorizzando la collaborazione tra servizi pubblici e privati accreditati. La legge istituisce anche la Borsa Lavoro Veneta e prevede un fondo regionale di 12 milioni di euro in 3 anni per il sostegno al reddito dei disoccupati senza ammortizzatori sociali e dei precari, per contributi ai datori di lavoro che assumono soggetti deboli, per assegni ai lavoratori coinvolti in progetti di ricollocamento. Per la Giunta e la maggioranza si tratta di un provvedimento importante e molto atteso. Credo che sia una legge che in questo momento sia veramente fortemente attesa, vista la grande crisi occupazionale, proprio perché al suo interno si attiene a tutte quelle procedure che possono essere un sostegno diretto alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle nostre persone. L'opposizione invece denuncia il ritardo e le carenze del provvedimento, per il quale chiede modifiche. Siamo l'unica regione, l'ultima regione in Italia che affronta questa materia, quindi arriviamo fuori tempo massimo vista la drammatica situazione occupazionale e imprenditoriale che c'è nella nostra regione. C'era bisogno di essere rapidi. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti per migliorare la legge attuale, per chiedere più risorse, più soldi, più lotta alla precarietà e soprattutto un intervento più attivo per le aziende in crisi, cioè quelle che mandano a casa i lavoratori molto spesso senza nemmeno la cassa integrazione. Nel frattempo la Lega, a sorpresa, ha presentato un'altra proposta di legge che prevede di destinare 22 milioni di euro per il 2009 e altrettanti per il 2010 a interventi urgenti e straordinari mirati a fronteggiare le situazioni di crisi, anticipando il trattamento economico di cassa integrazione per i dipendenti delle piccole aziende. Previsto anche un sostegno per il reinserimento lavorativo dei disoccupati e l'esenzione dall'imposta regionale per le aziende che assumono lavoratori precari e in mobilità. Il nostro progetto di legge è orientato in modo particolare alle aziende che operano in Veneto e che hanno meno di 15 dipendenti, che rappresentano una parte importantissima del tessuto economico della nostra regione. Alcuni interventi sono per tutti i lavoratori, altri sono rivolti con priorità ai cittadini residenti in Veneto da almeno 10 anni. Sul medesimo tema da registrare anche la proposta di Raffaele Grazia, consigliere del Veneto PPE, di istituire un fondo regionale di rotazione di 12 milioni di euro per anticipare l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga ai dipendenti delle aziende in crisi. Il Consiglio regionale, che torna a riunirsi mercoledì 11 e giovedì 12 per avviare l'esame degli oltre 200 emendamenti depositati sia dalla maggioranza che dall'opposizione sulla legge in discussione, dovrà quindi tener conto anche di queste ulteriori proposte anticrisi.